Buonasera, ben ritrovati da Marco Angileri, una puntata speciale dedicata alle quattro ruote storiche e sportive. Per l'occasione siamo andati assieme all'amico Marino del Torre, grande appassionato dello Scorpione, a visitare nel Pordenonese, a Campagna di Maniago, una cascina friulana trasformata in museo. Qualcosa di unico, tutto dedicato al marchio Abarth. Accolti da veri amici dal padrone di casa, Bruno Dorigo, che ci ha aperto le porte della sua fattoria Abarth. Splendide rare auto sportive degli anni 60 e 70, cimeli, motori, caschi, tute, modellini, volanti, trofei, accessori e molto altro. E la rara documentazione del reparto corse Abarth degli anni d'oro, vera chicca della collezione privata. 50 anni di vera passione per Bruno Dorigo, che quando parla di Abarth fa trasparire il suo grande amore per lo Scorpione. Ci sarà spazio anche per altri marchi storici italiani. Tutto questo e molto altro a F Motori. Buona visione. Bruno Dorigo, com'è nata questa grande passione per il marchio Abarth? È nata naturalmente da ragazzo, quando avevo 15-16 anni, vedendo queste macchine con il rumore particolare naturalmente, e poi macchine piccole così, scattanti, così veloci, naturalmente erano macchine da record, macchine che non potevano non piacere, e neanche adesso che ho 72 anni mi piacciono ancora di più, perché pensando a quello che ho visto sulle salite, sulle piste, conoscendo i piloti e poi tutto il resto della mia vita, la passione per i motori, diciamo, in particolare le Abarth. Una grande passione che poi ti ha permesso piano piano in tanti anni di raccogliere quello che poi è un archivio, sia per quanto riguarda scritto, contratti, ma anche vetture, pezzi di ricambio, motori. Qua da te si respira veramente un'aria di altri tempi, ma soprattutto tanti pezzi che fanno venire in mente i successi Abarth. E naturalmente tanti pezzi Abarth. Abarth, se per me mancherò anch'io, naturalmente è una passione che non potrò mai lasciarla, mai, proprio nel sangue da ragazzo, che poi ti farò vedere i documenti che ho sopra e da lì capisci che veramente era quella. Gli appassionati Abarth qua trovano pane per i loro denti, perché qua c'è tantissimo, soprattutto la grande passione che si respira in una collezione unica. Sì, posso essere molto sincero, ho tanti amici che vengono sempre, naturalmente, non è che vengono una volta, ogni volta che vengono voglio sempre perdere tempo qui dentro, che tante volte dico ma adesso basta che mi stanco anch'io, se no. Naturalmente tanta gente dall'estero mi chiama, giapponesi addirittura, tedeschi, francesi, austriaci che sono stati poco tempo fa, e naturalmente è una passione ormai in tutto il mondo che non tramonterà mai l'Abarth. E poi c'è anche un grande sacrificio economico, di tempo dedicato alla passione della vita. Quello in particolare, naturalmente. Allora, il pezzo in cui Bruno Dorigo è più legato all'Abarth, che è qua proprio a Maniago. Il pezzo che, diciamo, veramente, per dire la verità, non è proprio qua, è a Udine, da Salaris. Spieghiamo cosa. A dire la verità, voglio che prima di fine anno sia la macchina a casa, perché è quel pezzo che mi interessa di più. La doppia gobba? No, è il 1000 radiale. Il 1000 radiale. Sì, quello che fece l'assoluto Dante Gargan nel 71. La macchina è un ex Merzario, una macchina buona, una macchina che ha una storia, insomma. Il Merzario, ad esempio, su poi potremo vedere anche i contratti firmati da Arturo Merzario, poi anche famoso per le vicende in Formula 1 con la Ferrari, soprattutto perché ci sono tanti documenti che possono testimoniare la storia Abarth, che fortunatamente sono qua. Certamente Arturo Merzario era un pilota ufficiale, uno che ha fatto tanto all'Abarth e ora presente sta facendo, perché naturalmente è stato un pilota molto famoso, specialmente per Carlo Abarth e per la sua tenacia che aveva. Diciamo che Merzario è stato uno degli unici, anche gli altri, però Merzario è stato veramente quello che più di lui non poteva fare all'Abarth.
La Targa Florio è stata la mia prima gara da pilota ufficiale nel 73. Ho corso non tantissimo in Targa Florio, però ho comunque dei bei ricordi, soprattutto perché allora si provava tanto e in Sicilia c'era un bel ambiente, tanti spettatori, quindi ho un ricordo particolare. Mettersi al volante era piacevole perché era una macchina divertente, sempre di traverso, era veramente bello guidarla, soprattutto poi si regalavano tante emozioni al pubblico, ha permesso di vincere a tanti piloti, la squadra ha vinto tantissime gare, io poi personalmente ho vinto il campionato italiano e quello europeo, quindi sono particolarmente legato. Che cosa rivedete nella nuova 124 della vecchia? Ho rivisto i colori di una versione che è stata fatta uguale. Mi è stato detto che è leggera, che la potenza è sufficiente, il rapporto peso-potenza sarebbe anche ottimo e quindi non mi rimane solo che avere la possibilità di provarla. Ho corso con la 124 Abarth, ho corso con la 131 e quindi praticamente per me rappresenta tutta la storia. E poi tanti anni alla ricerca di pezzi non è stato semplice, anche perché sei partito proprio da giovane, innamorato dell'Abarth, e da lì hai voluto pezzo dopo pezzo creare una collezione, un museo privato che è uno, a mio avviso, dei punti di riferimento Abarth non solamente in Italia. Ma penso di sì, di essere uno tra i primi come documentazione, grazie a una persona che io non dico mai il nome, ma questa volta mi sento di dirlo, il dottor Giuffre. Lui è il presidente del RIA, che adesso il RIA non esiste più, e mi ha dato in carico una bella gatta da pelare. Perché a questo punto mi ha dato una bella responsabilità che io voglio tenere e ricordarlo sempre, perché naturalmente è stato, non so come mai, proprio a me mi è toccata questa fortuna, grande fortuna, perché la mia passione è quella lì e basta. Migliaia e migliaia di pezzi, tra pezzi di ricambio, motori, cimeli, e poi ci sono anche le vetture quelle qua dietro di noi, un 124 Abarth, ma anche la 1000B Albero, che sono dei simboli che rappresentano appunto e hanno rappresentato Abarth. Naturalmente non è che sono proprio, non ho il massimo come macchine. Ti difendi? Sì, mi difendo, ecco. Perché se potevo difendermi, diciamo che le Abarth erano tutte qua da me. Avevo, non so, 100.000 metri quadri di terra con un terreno coperto, un capannone, che le Abarth erano tutte qua, non c'era niente da fare, proprio da ragazzo ce l'avevano nel sangue e naturalmente io oggi ho 72 anni e fai conto che sono 50 anni e più che colleziono queste cose. Ecco Bruno, il pezzo ricercato che ti ha fatto più sudare per portarlo qua da te? Purtroppo è stato il 1000 radiale. Quello mi ricorderò sempre perché questa cifra non potevo averla. E se vuoi, quel giorno ho rinunciato a vedere i nomadi che erano qua, a casa mia, perché quel giorno lì dovevo trovarmi con il proprietario del 1000 radiale. Ne valsa la pena perché i nomadi hanno fatto tanti altri concerti poi. Sì, poi naturalmente me ne valsa la pena perché questa era la mia passione vera, poi i nomadi erano seconda cosa. E poi ci sono anche non solo vetture che poi si vedevano per le strade, anche andremo poi a seguirle delle vetture da pista. Sì, ci sono 3 Formula Italia, c'è una Formula 2000 e naturalmente vari pezzi per queste macchine. Sono ancora le Abarth che poi diciamo che puoi prendere, sono ancora a un prezzo interessante, sì, perché ormai le Abarth schizzate alle stelle il prezzo. Ormai che non si può più prendere Abarth, è impossibile. Senti, sono cambiati i tempi, purtroppo gli italiani a quei tempi, anni 60, anni 70, anche anni 80, facevano scuola sia per quanto riguarda le vetture. Possiamo citare Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Fiat. Adesso tutto è passato e perciò il tuo museo privato ha ancora più significato, perché fa vedere che in quegli anni gli italiani facevano scuola non solamente come costruttori. Abarth è stato tra virgolette un intermedio, c'erano anche i carrozzieri che collaboravano con Abarth. Tutto questo ora non c'è più, ma soprattutto questo a contraddistinzione
contraddistinto l'industria automobilistica italiana per tanti anni. Naturalmente tutti i piloti che sono venuti fuori dalle Formula 1 hanno cominciato a correre con le Abarth, quelli che hanno corso con gli sport prototipi. Diciamo che le Abarth erano quelle che si apprestavano negli anni 60 per poter imparare a correre, per poter avere un po' di grinta e un po' di animo. Erano quelle macchine che potevi ancora, diciamo, usarle per poter imparare. E naturalmente i piloti, i nostri famosi degli anni 60, sono venuti fuori tutti dalle Abarth. Poco da fare. Ci siamo trasferiti nella zona pista per quanto riguarda l'Abarth. Qua un'altra pagina di storia. Sì, qua è un'altra pagina di storia. Diciamo che questo pezzo di museo è l'ultimo pezzo che io ho allargato, perché naturalmente le macchine non mi stavano di là e ho pensato di rovinare un po' il capannone dei trattori per portare via un po' di spazio per esporre queste belle cose. Di là poi c'è anche la tuta e il casco di Michele Alboreto, che oltre che essere un pilota Ferrari è partito soprattutto dall'Abarth. I primi successi sono arrivati lì. Anche lui è partito con l'Abarth, naturalmente. Adesso non mi ricordo più se la Formula 2000 oppure la Formula Italia. Naturalmente anche lui è venuto fuori dalle Formula Abarth. Tu eri più legato alle vetture da pista, da salita, oppure le classiche che si vedevano poi elaborate in giro, che facevano veramente bella mostra di sé nelle strade italiane? Sì, io ero legato molto alle piste e alle salite più di tutto, naturalmente i rally un po' meno, diciamo perché ho visto più le piste che le salite che i rally, e naturalmente mi piacevano le macchine da competizione sulle piste e sulle salite. E poi parlando di rally, hai avuto anche la possibilità di essere ammirato in tutto il tuo lavoro anche da Niki Biasion, 2 volte campione del mondo rally. Sì, Niki Biasion in particolare è sempre disponibile, è una persona molto, molto simpatica, e poi quando lo chiami lui è sempre pronto.
è stato anche Cunico, Piero Longhi, sì, è stata gente molto importante. Naturalmente Johannes Ortner, l'austriaco, che è pilota molto famoso per il marchio Abarth, è stato un campione con l'Abarth, diciamo. Parliamo dei tempi moderni, c'è questo rilancio per quanto riguarda il marchio Abarth, che però non è la cosa che forse tu prediligi. Ma i tempi moderni diciamo che sono cambiati veramente, perché sono tutto all'opposto. Naturalmente le Abarth di oggi sono Abarth per modo di dire. Diciamo che la 500 è molto simpatica e anche bella, macchina molto grintosa, non posso neanche disputare su questo marchio, ecco, perché la macchina è valida, dai, è bella. Come in tutte le belle collezioni manca però un pezzo. Qual è il rammarico, Bruno? Il rammarico, mi piacerebbe avere un bel 1000 SP, un 4 fari, non voglio il 3000 per l'amor di Dio, ma almeno un 1000 Cune, un 1000 SP, una barchietta, in poche parole, mi piacerebbe averla, però sono già prezzi, quindi non è per il mio, non è per la mia portata, ecco. Dando un'occhiata così ai tanti documenti che tu hai, contratti di piloti, qual è quello più particolare, quello che ti ha un po' colpito, le cose diciamo che hanno fatto la storia di Abarth che tu hai proprio in un archivio privato? Mi ha colpito molto quello di Franco Patria. Franco Patria purtroppo è stato un ragazzo molto giovane, bravo ragazzo, un bravo pilota, ha avuto la sfortuna che quando usciva dai box purtroppo è mancato e naturalmente lui, io so che non so se ha fatto 13 gare e 13 gare le aveva vinte tutte, era un pilota molto bravo e mi è rimasto perché purtroppo è mancato così giovane, naturalmente una morte bestiale, perché lui usciva dai box, passato l'altro gli ha portato via la testa e naturalmente dopo anche gli altri, però in particolare lui. Non ho conosciuto io ho conosciuto bene come pilota Leo Cella negli anni 60, lui veniva su in Svizzera e l'ho fatto molto amico con lui e poi naturalmente anche Berzario, non ne parliamo di Ortner, tutti i piloti di Formula 1, di Ferrari, di Sarti, di Parks, tutti i piloti degli anni 60, e fai conto che io mangiavo con loro. Però era molto più semplice, era molto più facile andare con loro, capisci? Adesso è tutta un'altra cosa, non devi stare attento di tutto, non puoi andare qua, non puoi andare là. Una volta era molto più bello, le corse erano spontanee, capisci? Era la macchina che il pilota doveva guidare, invece adesso è tutto il contrario, è la macchina che guida il pilota. Dunque è bello anche adesso, per l'amor di Dio, però il progresso non è che ha fatto tanto bene. Ha portato indietro per tante cose, perché se ritorniamo indietro vediamo veramente le corse, vediamo i piloti, capisci?
Quello che ti è mancato è conoscere Karl Abarth. Sì, quello mi è mancato e purtroppo quel giorno sono andato all'Abarth pensando di trovarlo, mi ricordo circa il 22-23 settembre del 1970 e quando sono arrivato lì all'Abarth naturalmente non sapevo neanche come entrare. È stata una fortuna che più o meno all'interno della fabbrica vedevo una persona, ostia, ho detto è Ortner. L'ho chiamato, è venuto là, è stato molto cordiale con me e mi ha portato dentro, mi ha fatto vedere tutte le macchine che lui ha vinto, le conoscalate. Naturalmente quel giorno lì Abarth non c'era, però quella lì ecco, mi è mancata. Sei andato comunque a trovarlo dopo? Sì, perché mi avrebbe piaciuto conoscerlo bene e parlare con lui. Mi piacerebbe che ancora oggi lui sentisse quello che ho io per le Abarth. Purtroppo non è così perché non c'è niente, lui non sente più niente, sentiamo noi, basta. Però la grande eredità l'ha lasciata e tuttora vive anche in questo museo. Ancora vive, naturalmente io quando sono stato a fare un raduno in Austria ho voluto andare al cimitero a trovarlo, ho anche le foto fatte in parte al cimitero, naturalmente nessuno si decideva, il primo sono stato io a decidere di andare a fare la foto sulla tomba di Abarth. Questo è il grande ricordo comunque finale. È stato quello lì, l'unico ricordo che ho di lui è quello lì, basta. Da Maniago, dallo splendido museo Abarth di Bruno Dorigo, cambiamo marchio. Alfa Romeo ed un pilota che ha legato il suo nome, oltre che alla casa del Biscione, anche a Ferrari Abarth. Lui è Arturo Merzario. Avete l'opportunità e la fortuna di vedermi a cavallo, tra virgolette, sulla medesima vettura che io ebbi l'opportunità di vincere la Targa Florio, il Mondiale Marche nel 1975. Questa macchina è tutta originale. Allora il motorismo sportivo era la base dell'evoluzione delle macchine di serie. Queste esperienze che facevano le case coi piloti portavano all'utente stradale soluzioni all'avanguardia. Con l'avvento della tecnologia, dell'elettronica, dei test in laboratorio, adesso hanno un vantaggio enorme. Divenire pilota ufficiale di una casa come l'Alfa Romeo, che credo dai primi Novecento in poi abbia insegnato al mondo intero a costruire le automobili, è stata all'avanguardia, si può dire, su tutto, compreso l'utilizzo di materiali particolari, l'utilizzo di una specie di galleria del vento. È una pietra miliare nel mondo del motorsport e del mezzo meccanico inteso come automobile nel mondo. Essere un pilota ufficiale dell'Alfa Romeo, lo sono stato per 5 anni, è un fiore all'occhiello. È tutto per F Motori con questa ultima puntata del 2017. Vi aspetto fra 7 giorni. Da Marco Angileri tanti auguri di buone feste.